Questo programma è offerto da Micra. Buonasera e ben trovati a un'altra puntata di Economy FVG. È una vicenda, quella dell'OPA lanciata da Sparcasse su Civibank, che ha riempito veramente questo mese di aprile, non solo per Telefriuli. Abbiamo seguito tutta la vicenda ancora dallo scorso mese di dicembre, lo facciamo anche stasera molto volentieri, soprattutto alla luce delle importantissime novità di questa settimana. La prima, quella di un paio di giorni fa, quando l'OPA ha avuto definitivamente successo, visto che Sparcasse ha superato la quota del 45% del capitale sociale di Civibank. Era quella la quota minima che era stata indicata dalla Cassa di risparmio di Bolzano affinché appunto l'OPA avesse successo. Sembrava quindi una vicenda chiusa con il successo della Cassa di risparmio di Bolzano, ma ieri un colpo di scena, ecco, è stato presentato da quello che è l'attuale CDA di Civibank, che ha annunciato di aver presentato alcuni ricorsi, due in particolare, uno alla giustizia amministrativa, quindi a un TAR ancora da definire, e uno al Tribunale dell'Unione Europea, ricorsi con i quali chiede l'annullamento di questa operazione per una serie di ragioni che poi vedremo anche nel corso di questa puntata. Ecco, su questo doppio binario si svolgerà la trasmissione di questa sera. A darci una mano anche alcuni ospiti, ve li presento subito, a partire da Gianni Zorzi, che è docente di finanza delle imprese e dei gruppi aziendali dell'Università di Udine. Buonasera professore. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E buonasera a Germano Scarpa, imprenditore, presidente di Biofarma e già presidente di Friuli Innovazione. Buonasera Scarpa. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie. Abbiamo poi in collegamento da Bolzano l'amministratore delegato e direttore generale di Sparcasse, Nicola Calabrò, che torna a trovarci. Buonasera direttore. Buonasera, e ci sono piacere di essere questa sera collegato con voi. Sì, perché ci sono importantissime novità che riguardano insomma la quota che avete raggiunto. Ne parliamo subito. Io direi però partiamo subito da questo servizio che riepiloga un po' quella che è stata la giornata concitata di ieri. Vediamo. La vicenda dell'OPA di Sparcasse su Civibank si sposta dal mondo della finanza alle aule di giustizia. Anche se l'offerta pubblica d'acquisto lanciata dalla banca altoatesina ha avuto successo, superando la quota minima del 45% del capitale sociale, la partita non può dirsi completamente chiusa. A riaprirla, almeno in linea teorica, le mosse del CDA di Civibank guidato da Michela Del Piero. La banca di Cividale è pronta a muoversi su vari fronti. Il primo è un ricorso al Tribunale dell'Unione Europea e alla giustizia amministrativa italiana, alle quali è stato chiesto l'annullamento dell'autorizzazione all'OPA. L'appiglio di Civibank è legato alla cosiddetta legge Amato, che introduceva l'obbligo per le fondazioni bancarie di dismettere partecipazioni detenute in altre società e il divieto di assumere nuove partecipazioni di controllo in altre banche. La banca friulana inoltre aveva già fatto una segnalazione alla Consob per verificare l'effettivo rispetto del principio di correttezza, di parità di condizioni offerte da Sparcasse a tutti gli azionisti. Infine c'è il fronte aperto a metà aprile dal comitato soci e amici della Civibank, che si è rivolto a Consob e Mise per chiedere una valutazione sulla legittimità dell'operazione. La Cassa di risparmio di Bolzano ha replicato in modo perentorio. Attraverso una nota, Sparcasse ammette di aver appreso con sorpresa delle iniziative giudiziarie intraprese dal Consiglio di amministrazione di Civibank con l'evidente intento di ostacolare il regolare svolgimento e l'adesione alle offerte pubbliche, e reagirà in ogni sede. Da Bolzano i vertici della Cassa di risparmio non temono di aver commesso errori e rimarcano che sia la Fondazione Sparcasse che Sparcasse hanno agito nel pieno rispetto della normativa e sono state ottenute tutte le necessarie autorizzazioni. Questo insomma un po' il punto della situazione. Prima di andare dal direttore Calabrò, insomma, la precisazione del fatto che insomma questo ricorso riguarda, come dicevo nel servizio, la legge Amato, e quindi l'impossibilità da parte delle fondazioni, e Sparcasse è controllata per il 63% appunto dalla fondazione Sparcasse, e questo secondo quello che dice naturalmente l'attuale CDA di Civibank non dovrebbe essere permesso appunto l'acquisizione del controllo di un'altra banca, soprattutto al di là del territorio regionale del Trentino Alto Adige, per il quale Sparcasse ha una deroga. Credo di aver riassunto, direttore, in modo insomma veloce, ma tanto per fare capire qual è il centro della questione. Insomma, voi avete espresso stupore di fronte a questi ricorsi presentati, ricordiamolo, a OPA praticamente già
avvenuta, come voglio anche ricordare che abbiamo invitato in questa trasmissione anche i vertici dell'attuale Civibank che hanno preferito insomma, mantenere un basso profilo. Direttore. Intanto potrei dare due chiavi di interpretazione. La prima, che è quella tecnica, riguarda il fatto che la legge che viene citata è una normativa che prescrive testualmente che la fondazione, o in generale le fondazioni che assomigliano alla nostra, non possono acquistare partecipazioni di controllo in altre banche, in società, la legge dice esattamente in società che non siano strumentali rispetto all'oggetto sociale tipico di una fondazione. Ma questa legge è stata costruita con un intento ben specifico, che non si voleva che le fondazioni potessero diventare azionisti di controllo di altre banche. Nel caso specifico non è la fondazione che diventa azionista di controllo in un'altra banca, perché se fosse stata la fondazione a qualsiasi titolo ad acquisire Civibank o qualsiasi altra banca sul mercato, ci sarebbe stato il problema in oggetto. Nel caso specifico, la fondazione, che è un'entità che ha sì il controllo della Cassa di risparmio di Bolzano, ma non esercita né un coordinamento né una direzione di gruppo, come potrebbe essere nel caso in cui la fondazione non avesse questo stato specifico, non è la fondazione che compra Civibank, è Sparcasse che nell'ambito dell'esercizio delle sue attività, che possono riguardare qualsiasi attività di sviluppo, fa l'operazione su Civibank. Ci sono, per concludere, altri precedenti molto chiari di altre banche controllate da fondazioni che rientrerebbero nella casistica specifica, che hanno comprato società di leasing, hanno comprato quote di altre banche, ma lì la questione non ha mai posto nessun problema, perché trattandosi di operazioni direttamente fatte dalle banche rispetto all'acquisizione di altri soggetti, non si è mai creato un problema di violazione della normativa in oggetto. Quindi gli elementi che vengono portati all'attenzione sono completamente infondati. Stavo dicendo che ci sono due chiavi di lettura. La seconda chiave di lettura provo a esporla in maniera un pochino più semplicistica. Immaginate una partita di calcio in cui siamo arrivati all'85esimo minuto della partita, con una squadra che sta vincendo 3-0 e qualcuno, quando mancano pochi minuti alla conclusione di questa partita, getta dei fumogeni in campo, sperando che possa succedere qualcosa o sperando che questi fumogeni possano come minimo portare a dare disturbo. Ecco, al di là delle spiegazioni tecnico-giuridiche, penso che questa sia la fattispecie. Ecco, ho provato a farlo con una metafora, professor Zorzi, come vede tutta questa vicenda, soprattutto partendo dalla fine, questo ricorso poi insomma sul gong, come indicava anche il direttore Calabrò, insomma a OPA di fatto successo avvenuto. Beh, io mi chiedo soprattutto cosa ne pensano gli azionisti di Civibank, cioè se sono maggiormente favorevoli a questa azione di disturbo oppure se invece preferirebbero dare corso all'operazione che ormai si sta concludendo e quindi se il loro migliore interesse invece può essere quello di accelerare i tempi perché Civibank riguadagni un assetto stabile e effettivamente continui la sua opera di sviluppo, riprenda a macinare utili più consistenti di quelli che sono stati in passato e dunque che possano dare anche un maggiore sviluppo alla banca. Quindi non saprei, ecco, sarei molto curioso di sentire il parere proprio dei singoli azionisti e come dire, non dico fare un referendum, però insomma valutare se effettivamente questa azione è nell'interesse della maggioranza degli azionisti oppure no. A suo parere? Ma diciamo che nella fattispecie questo tipo di azioni, se dobbiamo pensare a un eventuale riflesso sul valore del titolo, sul prezzo del titolo, tendenzialmente insomma non ci vedrei ecco, un riflesso potenzialmente positivo, per cui credo che gli investitori razionali forse preferirebbero fare a meno, però ecco, soprattutto quelli che hanno aderito all'OPA e che dunque sono stati convinti a cedere le proprie azioni al prezzo proposto e sono un gran numero,
io credo che preferirebbero chiudere al più presto l'operazione e dunque procedere senza ulteriori intoppi. Scarpa, lei insomma non è un imprenditore qualsiasi, è un imprenditore che insomma qualcosa ha fatto nella nostra regione e che conta, insomma per quello che può essere la sua esperienza, come vede tutta questa operazione e poi questo ricorso arrivato ieri insomma. Ma guardi, allora, premesso che io ho avuto la fortuna di vedere il piano industriale di Sparcasse e lo trovo un piano molto importante per lo sviluppo di questo territorio, soprattutto a favore delle piccole e microimprese che sono parecchie presenti nel nostro territorio. È chiaro che ognuno è libero e può fare le azioni che vuole, mi pare questa un'azione fittizia, non tanto al bene di Civibank, ma evidentemente più per questioni personali che io non conosco, ma che emergono dal fatto che in questo momento i numeri e gli azionisti hanno già aderito a questa OPA in modo da renderla evidente. Il territorio ha bisogno di una banca che accompagni le piccole e medie imprese nel loro percorso di sviluppo. Io penso che gli interessi di terzi siano da non tenere assolutamente in considerazione. È giusto però che chi magari si sente leso sotto qualche punto di vista o che crede che insomma dietro questa operazione, naturalmente riferimento all'attuale consiglio di amministrazione di Civibank, insomma non tutto sia stato fatto in regola, provi anche nelle sedi opportune a farlo rispettare, anche se ricordiamolo, insomma in serie sono arrivate le autorizzazioni dell'Antitrust, della Banca d'Italia, della BCE, della Consob. No, ma io ho esordito nel dire che è tutto lecito quello che viene fatto. Così sono sorpreso un po', se vogliamo, anche dalla tempistica, no? Perché allora tutto questo poteva essere eccepito anche magari qualche settimana fa. Adesso che siamo addirittura d'arrivo e che i numeri sembrano dare ragione a questo progetto, perché di un progetto si tratta, perché noi stiamo parlando di una cosa come se ci fossero dei vinti e dei vincitori, ma in realtà in questa operazione vince il territorio e probabilmente vince anche Civibank, che ha delle prospettive di sviluppo attraverso l'azione di Sparcasse molto importanti. Grazie, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Di nuovo insieme con Economai FVG, la battaglia che prima riguardava il mondo della finanza e che si è spostata nelle aule di giustizia, quella tra Civibank e Sparcasse, al centro della trasmissione di questa sera. Ospiti con noi in studio il professor Zorzi, Germano Scarpa e in collegamento da Bolzano il direttore di Sparcasse, Nicola Calabrò. Io adesso però vi faccio sentire, riguardo a quelli che sono stati i ricorsi presentati ieri da Civibank sulla vicenda, le parole del professor Stefano Miani, professore ordinario di economia degli intermediari finanziari dell'Università di Udine, al quale abbiamo chiesto che cosa può succedere adesso con questo nuovo capitolo giudiziario. Sentiamo. Professor Miani, alla luce di quelle che sono le novità e i ricorsi in sede di giustizia da parte di Civibank, quali sono gli scenari, che cosa potrà succedere adesso, quali potranno essere anche i pronunciamenti del TAR o del Tribunale dell'Unione Europea? Premesso che io non sono un giurista, quindi sugli aspetti meramente di tecnica giuridica non sono in grado di pronunciarmi, e premesso anche che non ho letto i ricorsi, quindi bisognerebbe andare a vedere nel merito della questione. Quello che può succedere di repentino è eventualmente, se ci fosse una sospensiva da parte delle autorità giudiziarie, e questo ovviamente potrebbe creare qualche elemento di novità. Però bisogna vedere cosa si contesta. Se si contesta non tanto l'operato della banca Sparcasse, ma della fondazione, bisogna vedere se poi l'eventuale sospensiva riguarda l'operato della banca o quello della fondazione, perché potrebbe anche essere che la decisione è quella di sospendere il diritto di voto della fondazione in Sparcasse e quindi per l'operazione Civibank non cambi nulla sostanzialmente. Oppure potrebbe essere che viene sospesa l'autorizzazione data a Sparcasse di acquisire, però mi sembra che la normativa faccia riferimento alle fondazioni, non alle banche controllate dalle fondazioni, quindi non so se poi
ci possa essere un salto logico da questo punto di vista. In questo caso che cosa succederebbe? Beh, se ci fosse una sospensione potrebbe esserci o una sospensione del diritto di voto o una sospensione, vedo un po' più difficile la sospensione delle acquisizioni. Se ci fosse la sospensione delle autorizzazioni probabilmente i contratti sarebbero validi, ma si perderebbe il diritto di voto, immagino, però bisogna vedere cosa hanno chiesto nel ricorso, perché dipende molto dalla richiesta che viene fatta, perché poi il giudizio viene fatto nel merito della richiesta, non su altre ipotesi che non sono state prese in considerazione. C'è il rischio che salti tutta l'operazione? Ma io credo di no, però non lo so, perché poi dovranno i giudici decidere. Se l'oggetto del contender è il potere della fondazione di controllare la banca, il gruppo bancario rinveniente dall'operazione, potrebbe essere che tutto riguarda il ruolo della fondazione, non tanto della banca. E per gli azionisti che nel frattempo hanno venduto ci possono essere delle ripercussioni? Formalmente penso che l'eventuale ripercussione sarebbe sul compratore, che potrebbe perdere il diritto di voto sulla parte eccedente, quella autorizzata, ma formalmente il contratto penso sia comunque valido. Queste le parole del professor Miani, direttore, la pensa come Miani, insomma, che al di là di quello che poi possono decidere i giudici, vede poche possibilità che questi ricorsi vadano in porto, se non per quello che è il diritto di voto. Credo che il professor Miani abbia fatto, sulla base anche dei pochi elementi disponibili, una serie di valutazioni che assomigliano molto alle nostre. Le nostre sono ancora più chiare e evidenti. Come ho detto poco fa, non esiste un fondamento giuridico che impedirebbe a noi di fare l'operazione che stiamo facendo. Quindi noi disconosciamo completamente l'esistenza di un problema. Io sono sempre stato abituato, fin da quando all'inizio di questa vicenda si è trovato sempre qualcosa da polemizzare, a parlare di fatti. Noi abbiamo fatto in data 9 dicembre, prescrive la normativa, un annuncio di avere intenzione di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto che si sarebbe realizzata a valle delle autorizzazioni necessarie. Le autorizzazioni necessarie per fare questa operazione sono state presentate il 29 dicembre puntualmente, dopo 20 giorni dall'annuncio, come prescrive la normativa. Le autorizzazioni sono arrivate addirittura con qualche giorno di anticipo rispetto ai termini massimi entro i quali sarebbero dovute arrivare, quindi a testimonianza anche di un iter dove nessuna delle autorità competenti ha dovuto, come succede in alcuni casi, sospendere i termini per il rilascio delle autorizzazioni perché emerge qualcosa che obbliga a dare all'autorità che deve dare un ok più tempo. In questo caso non c'è stato bisogno di nessun iter allungato, tant'è che, come dicevo, addirittura in anticipo sono arrivate le autorizzazioni. Le autorizzazioni dicono chiaramente quello che noi possiamo fare. La nostra banca è autorizzata, a partire dall'ottenimento dell'autorizzazione, intanto esercitare il proprio diritto di voto sul 17% da essa detenuto, perché noi chiedevamo anche l'autorizzazione per quello che era stato il supero del 10% intervenuto in corso di aumento di capitale, e quindi abbiamo ottenuto, a decorrere dal 29 marzo, questa autorizzazione e abbiamo ottenuto l'ok a poter far partire l'OPA. Cosa che ha portato, dopo 5 giorni esattamente, anche in questo caso con calendario alla mano, la Consob ad approvare il prospetto informativo, perché anche dal punto di vista del mercato tutto era in regola, per poter cominciare l'OPA. L'OPA è partita l'8 di aprile, ha avuto qualche giorno fa quel momento di cui si parlava, che era il superamento del primo livello, che per noi è stata considerata la soglia tecnicamente non rinunciabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando uno lancia un'offerta pubblica d'acquisto deve dichiarare 2 soglie. Una soglia che viene considerata quella sotto la quale l'operazione non avrebbe successo e che nel nostro caso è stata dichiarata essere quel 45% che abbiamo superato qualche giorno fa, rendendo l'operazione di fatto già un'operazione compiuta come operazione di successo. Abbiamo dichiarato una seconda soglia
che invece è la soglia che poteva rappresentare per noi l'obiettivo ancora più importante, e ho il piacere di comunicare questa sera che alla data quindi del 28 aprile è stata superata anche la seconda soglia, cioè noi abbiamo superato il 50%, che rappresenta per qualsiasi soggetto acquirente quell'obiettivo che garantisce ancora di più la possibilità di avere un saldo governo dell'operazione. Quindi per noi l'operazione si sta concludendo nel migliore dei modi. Allora, con il superamento anche della soglia del 50%, professor Zorzi, di fatto Sparcasse può controllare in maniera totale, o insomma in gran parte, ma con la maggioranza assoluta, Civibank? Senza dubbio, quindi questa è la soglia che garantisce effettivamente il potere di controllo della banca, e dunque evidentemente ci sarà modo per la nuova dirigenza di prendere il controllo e dunque avviare i propri progetti come sono stati presentati. È stata una scalata abbastanza anche rapida, professor Zorzi, insomma le adesioni all'inizio forse un po' più lentamente, ma poi insomma c'è stato un via via sempre maggiore. E fin dove si può arrivare, mi viene da chiedere, secondo lei, da qui al 6 maggio, visto che insomma chi ha le azioni in questo momento, sapendo anche che la soglia è stata superata, magari tendenzialmente verrebbe portato a venderle? Beh, certamente intanto io direi che è una modalità, diciamo così, con cui le OPA effettivamente si sviluppano, quindi all'inizio magari c'è un attimino di fase di valutazione, no? Perché evidentemente c'è un range temporale entro cui poter aderire, e il singolo socio, il singolo azionista decide, dunque, no? Si prende un po' del tempo anche per verificare, per vedere quali sono i numeri, e poi generalmente anche verso la fine del periodo poi a volte si assiste a un'accelerazione anche importante, quindi effettivamente questa soglia potrebbe proseguire, perché d'ora in avanti e fino almeno al 6 maggio certamente qualunque piccolo investitore può scegliere di aderire e dunque portare in adesione le proprie azioni. Quindi nulla di tanto nuovo secondo me rispetto al normale andamento, diciamo così, che le OPA hanno e che si può vedere normalmente sui mercati finanziari. Aver raggiunto la soglia del 45% già con tanti giorni successivi di calendario a disposizione certamente potrebbe portare a delle quote davvero importanti che scopriremo ovviamente fra una decina di giorni. C'è differenza, Scarpa, tra superare il 45% minimo ma superare anche il 50%? Voglio dire, uno step importante questo in tutta la vicenda, al di là di quello che succederà nelle aule dei tribunali. Ecco, forse c'è da auspicarci che quello che accadrà nelle aree dei tribunali accada velocemente, perché il mercato ha, mi pare, risposto con grande chiarezza, perché già i numeri che sentiamo questa sera sono molto significativi e, ripeto, soprattutto per quello che è il progetto e il territorio, c'è da sperare che anche quello che accadrà nei tribunali, qualora dovrà accadere qualcosa, accada velocemente, proprio per togliere qualsiasi nube, qualsiasi dubbio in un'operazione che però mi sembra nata già in un modo giusto. Se lo aspettava lei, questo risultato? Allora, guardi, io penso che il Friuli, che è un territorio fatto da tante piccole imprese, abbia la necessità di avere anche una banca di territorio che però deve in qualche modo avere, visto che oggi il mondo è un po' cambiato, deve avere, mi permetta di usare un termine, le spalle grosse. E penso che questo risultato sia proprio un evidente segnale che molte persone hanno capito che di Bessoi, che mi scusi è un termine friulano, andava bene forse prima del Covid, ma oggi purtroppo, o per fortuna, non lo so, bisogna avere il coraggio di aggregarsi, bisogna avere il coraggio di guardare oltre, perché la competizione è completamente cambiata e anche la piccola impresa ha necessità di avere un partner che lo capisca e che quindi sia territoriale, ma d'altro canto che abbia anche la possibilità poi di intervenire. Grazie, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi perché nella seconda parte di trasmissione ci sarà anche l'assessore Barbara Zilli che stiamo aspettando, è proprio in arrivo e quindi anche a lei potremo fare alcune domande su questa vicenda tra poco.
Di nuovo insieme con Economai FVG, ve l'avevo detto prima della pubblicità, ci ha raggiunto l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Buonasera assessore. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie, allora parto subito da lei. Abbiamo trattato insomma nella prima parte il ricorso, quelli che sono i ricorsi messi in piedi da Civibank che chiedono l'annullamento dell'operazione. Lei oggi ha riferito peraltro sulla vicenda in Consiglio regionale, insomma che idea si è fatta. Intanto è un'OPA che ha avuto un ampio successo perché ha superato prima il 45%, oggi addirittura il 50%, però c'è quest'ombra giudiziaria che pende su tutta l'operazione. Sì, guardi, io posso riferirle quanto ho già avuto modo di chiarire oggi finalmente in Consiglio regionale dopo settimane e settimane di notizie anche strumentali che abbiamo letto sui giornali, dove veniva imputato in qualche modo strumentalmente all'amministrazione regionale di essere, come dire, portatori di interessi fuori dalla regione, quindi contro l'autonomia di un territorio. Credo che si siano usati tanti termini a sproposito in queste settimane, ho ascoltato e letto tante affermazioni distorte rispetto alla realtà dei fatti. Come abbiamo avuto modo di ribadire sia io che il Presidente Fedriga, noi non entriamo nelle dinamiche del mercato, noi abbiamo con la nostra finanziaria regionale una partecipazione all'interno di Civibank e abbiamo aderito attraverso la nostra finanziaria regionale a questo aumento di capitale perché, come bene ha detto la Presidente Seganti, non c'è stata da parte dell'attuale board di Civibank una proposta alternativa che potesse parlare di territorio, che potesse essere strutturata e che potesse dare anche una prospettiva valida e vera alla salvaguardia dell'istituto e soprattutto per quanto riguarda Regione Friuli Venezia Giulia gli interessi che la Regione per la sua comunità ha nel rapporto con gli istituti di credito, che significa garanzie occupazionali, che significa prospettive di potenziamento dei servizi bancari, che significa efficienza della messa a terra degli strumenti finanziari che Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione delle aziende, che hanno bisogno di che cosa? Di irrobustirsi, quindi di avere qualcuno che sia capace di garantire in un momento di grave incertezza nel settore bancario delle dinamiche che permettono alle aziende piccole, piccolissime e medie che sono il tessuto produttivo di questa regione di continuare ad avere degli affidamenti, perché di questo abbiamo bisogno per uscire dalle due crisi gravissime che ci hanno colpito. Poi le polemiche le lascio ad altri, io posso soltanto dire che l'alternativa a questa situazione poteva essere un grande gruppo, grandissimo, che poteva fare il pescecane in una situazione come questa e credo che invece Sparcasse non rappresenti un istituto di credito di questo tipo perché è di medie dimensioni, è fortemente legata al suo territorio e credo che si aprano delle ottime prospettive per il nord-est. Cos'è cambiato secondo lei dall'aumento di capitale ad oggi? Perché se ci avete creduto, in certo senso, nell'aumento di capitale, appunto, come le ho detto, per i rapporti che direttamente la Friulia ha tenuto con Banca di Cividale e che sono suggellati anche nei comunicati stampa della nostra finanziaria, non ci sono state delle adesioni evidenti per un progetto che potesse essere di ampio respiro territoriale. Quindi è mancata un'alternativa, capisce? E quindi oggi le recriminazioni a noi hanno un sapore molto amaro e credo che siano ingenerose, ecco. Direttore, cominciamo a guardare anche più in là al futuro, perché insomma col superamento di oggi del 50% di fatto poi i dipendenti, i clienti, gli azionisti, insomma adesso guardano a Sparcasse con altri occhi e insomma si aspettano anche delle risposte, un piano industriale, insomma qual è lo scenario che avete in mente? Lo scenario che abbiamo in mente intanto è quello che stiamo già preparando perché noi confidenti ormai nella positiva conclusione dell'operazione ci stiamo portando avanti per tutto quello che può essere un'attività di preparazione per far sì che a partire dal mese di giugno già possono essere realizzate le prime iniziative che avranno come unico obiettivo quello di contribuire allo sviluppo della banca. Ci dispiace di dover disperdere energia in questi giorni su fronti che si sarebbero potuti evitare e che sono soltanto funzionali a generare confusione e mi dispiace anche che questa confusione non giova a nessuno.
Vado in ordine, non giova alla banca stessa perché la banca stessa in questo momento è attraversata da una profonda situazione di poca chiarezza, quindi mi immagino che sarà necessario ricucire tante ferite che sono state lasciate aperte da comportamenti che non voglio valutare in questo momento. Clienti, cos'è il bene di una banca? Un bene di una banca è il suo buon funzionamento come infrastruttura a favore dei clienti. Mi immagino che dopo tutto quello che è successo i clienti siano disorientati ed è questo il grande obiettivo che abbiamo, di fare in modo che a partire da giugno, il più presto possibile, i clienti possano capire che non cambia niente in termini di ruolo di banca al servizio di loro stessi e che anzi il nostro impegno sarà ancora maggiore di contribuire a far sì che il livello di servizio migliori. E da ultimo mi tocca parlare anche dei dipendenti di Civen che immagino non stiano vivendo anche in questo caso un'ottima situazione. Prima si fa chiarezza e meglio è, perché anche in questo caso anche i dipendenti hanno bisogno di ritrovare serenità, che sono convinto che riusciremo a dare, dimostrando, come abbiamo sempre fatto da qualche mese a questa parte, che quello che noi diciamo lo facciamo e quindi siamo una banca che mantiene gli impegni e che punta a far sì che la Civec di domani sia una banca ancora meglio di quella di oggi. Professor Zorzi, meglio una banca un po' più strutturata, un po' più grande, però con il quartier generale a Bolzano, o una un po' più piccola, tutta friulana, ecco, per il territorio, per le famiglie, per le imprese, per il nostro tessuto produttivo? Ma guardate, io se posso farei una piccola retrospettiva storica guardando gli ultimi 20 anni. Se ci posizioniamo a fine millennio, le banche popolari che avevamo in regione erano fondamentalmente 3. Banca Popolare Udinese, come sappiamo, si è fusa con Vicenza e poi purtroppo abbiamo visto com'è andata e quindi evidentemente siamo qua ancora a raccogliere i cocci. Banca Friuladra invece è stata la prima a trasformarsi in SpA, ha accettato prima le offerte di Banca Intesa e poi si è venduta ai francesi. E direi che rispetto a Civibank, che invece ha voluto mantenere a tutti i costi l'autonomia e solo oggi adesso probabilmente finirà sotto un altro gruppo, no, rispetto a Civibank Friuladra nettamente ha delle condizioni migliori di salute, ha avuto tra le 3 quella che ha potuto garantire uno sviluppo, disponibilità di credito e in alcuni casi anche credito a miglior costo, e dunque non ci vedo potenzialmente nessun male a aprirsi anche all'intervento di soci che provengono da fuori regione, anche in una prospettiva più moderna, se volete, di fare banca, perché effettivamente ciò che interessa alle imprese, ciò che interessa ai clienti è avere a disposizione il credito, avere a disposizione gli sportelli, e questo senza dubbio si manterrà, visto che c'è anche poca sovrapposizione tra l'unico sportello che Sparcasse ha in Friuli e invece tutti gli sportelli di cui dispone Civibank, che sicuramente non verranno chiusi, no? Di qui in avanti. Quindi io credo che questa operazione non andrà a determinare come dire, una dispersione di risorse, anzi potrebbe potenzialmente anche guidare un processo di sviluppo e di miglioramento dei servizi della banca verso il proprio territorio. Professor Zorzi, l'attuale CDA di Civibank, che lo ricordiamo abbiamo invitato anche per la trasmissione di questa sera, i vertici ma hanno preferito insomma, tenere un basso profilo, insomma, lamenta il fatto che è stato interrotto da quest'OPA una sorta di percorso che era stato fatto anche con un miglioramento dei conti, un certo percorso di crescita. Ecco, secondo lei è vera questa cosa? Beh, decisamente io credo che il percorso che ha intrapreso l'attuale dirigenza negli ultimi anni è stato senza dubbio un percorso che ha portato dei risultati, ha per così dire condotto la banca in alcune operazioni che sono state senza dubbio anche ambiziose e che hanno portato con sé anche inizialmente, diciamo così, una piccola incertezza, no? Per cui c'è stata la trasformazione in SpA, in società benefit, c'è stato l'aumento di capitale. Queste operazioni senza dubbio non sono poi così banali e potevano
tranquillamente avere esito negativo, se pensiamo agli anni difficili che la banca ha vissuto prima degli ultimi esercizi in cui è stata recuperata redditività, in cui è rifiorito il dividendo, per cui va dato atto che effettivamente questo percorso probabilmente ha limitato i danni, perché le cose potevano andare anche ben peggio di quello che è stato, nonostante ci sia stato, insomma, nei confronti degli azionisti, come tutti sappiamo, una decurtazione del valore del prezzo delle azioni molto consistente. Però ricordiamoci che visto quello che è successo nell'ultima decade, direi, sullo scenario bancario italiano, le cose potevano andare decisamente peggio. Eh sì, insomma, il fatto che comunque sia diventata attrattiva per Sparkasse, sicuramente questo significa che CiviBank è una banca che tutto sommato è solida. Scarpa, e gli imprenditori del territorio, al di là che insomma CiviBank rimanga da solo, sia controllata da Sparkasse, che cosa chiedono alla banca del territorio? Perché poi alla fine è quello, Ma guardi, intanto vorrei riprendere un concetto che ha espresso l'assessore Zilli, cioè Sparkasse è una banca del territorio e quindi noi ci aspettiamo e siamo certi che riporti lo stesso valore anche su questo territorio, non potremmo pensare diversamente. Gli imprenditori si aspettano una banca che, al di là di tutte le regole, ascolti i loro piccoli progetti, li sappia interpretare, li sappia assistere e li sappia finanziare. Ed è questo il connubio giusto, cioè una banca che ha la cultura del territorio, che ha le spalle un po' più grosse e che quindi potrà sicuramente intervenire verso quelle piccole imprese che hanno dei progetti e che oggi con le grandi banche, e lo dice uno che lavora con le grandi banche, quindi non c'è nessuna astio, non c'è nessuna situazione particolare e lavora bene con le grandi banche, ma le piccole imprese hanno bisogno di qualcos'altro e questo qualcos'altro oggi potrebbe esserci anche attraverso l'intervento di Sparkasse nella CiviBank. Allora, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, restate con noi perché nell'ultima parte parliamo di territorio e anche della risposta che c'è stata, del territorio o che non c'è stata e come si è arrivati a questa OPA, tra poco. Ultima parte di Economai FVG, vi ricordo gli ospiti, l'assessore alle finanze Barbara Zilli, il professore Gianni Zorzi e l'imprenditore Germano Scarpa, in collegamento da Bolzano il direttore di Sparkasse Nicola Calabrò. Vi avevo detto prima della pubblicità, parliamo di territorio, di come si è arrivati a tutto questo, lo facciamo grazie ancora alle parole del professor Stefano Miani, al quale abbiamo chiesto appunto che cosa cambia adesso, insomma, con un controllo così forte da parte di Sparkasse e come si è arrivati qui, vediamo. Il 6 maggio Sparkasse supererà anche il 50%, ecco, questo è un segnale forte. Che cosa significa, che cosa ci dice? Se gli azionisti hanno deciso di cedere le azioni è stata una scelta loro, quindi a questo punto, fermo restando quello che abbiamo appena detto, chi ha la maggioranza esercita il potere di controllo e quindi verosimilmente adotterà le scelte, le strategie ritenute più opportune. Immagino che cercherà di adottare delle strategie nell'interesse del gruppo bancario e quindi anche dello sviluppo. Non penso che uno vada a comprare qualcosa per distruggerlo, come è logica, però poi le scelte potranno essere valutate una volta che saranno esplicitate, quindi immagino che dovranno fare un piano industriale e poi magari si potrà commentare se è plausibile, se è credibile, se spinge di più lo sviluppo o penalizza lo sviluppo rispetto a un piano alternativo che avrebbe potuto fare la banca da sola. Però non possiamo dare un giudizio senza avere un piano da confrontare con l'eventuale altro piano che è quello che aveva la banca in precedenza. Io quello lo conosco perché è pubblico, quello che aveva CiviBank da sola, prevedeva una forte collaborazione con Sparkasse ma indipendente. E adesso verrà fatto un nuovo piano e poi potremo confrontarli eventualmente. I vertici di Sparkasse hanno detto che insomma è una risposta chiara da parte degli azionisti, da parte del territorio. Questo. Che ha venduto, certamente ha venduto, quindi se la maggioranza ce l'hanno loro, questo è un dato oggettivo, non è che è una risposta o non è una risposta. Io credo che la vera risposta al territorio l'ha data con l'aumento di capitale quando non l'ha sottoscritto.
perché se il territorio avesse sottoscritto un aumento di capitale non sarebbero entrati né Sparcasse né altri soggetti esterni, quindi il problema, la risposta del territorio non c'è stata quando avrebbe dovuto esserci. Adesso non penso che ci sia un problema di risposta del territorio, anche perché poi alla fine il grosso della transazione l'hanno fatto sempre più gli investitori istituzionali, quelli che non fanno in qualche misura parte del territorio, no? In questo caso insomma, che ci sia stato anche in preadesione insomma, un'adesione così forte da parte proprio degli istituzionali, Friulia eccetera, insomma, che segnale è? Questi investitori istituzionali alla fine hanno fatto un buon affare perché sono entrati da poco, hanno rivenduto con un guadagno di circa il 20%, leggermente più del 20% in un periodo molto breve, e quindi per loro è stato un grande vantaggio. Se invece di loro avessero sottoscritto il capitale gli azionisti che c'erano prima, al limite avrebbero beneficiato loro di questo vantaggio vendendo, avrebbero mediato i valori di carico un po', recuperato, però sono scelte individuali, quindi quelli che erano azionisti hanno ritenuto di non sottoscrivere l'aumento, avranno avuto le buone ragioni loro o hanno fatto uno sbaglio. Poi ognuno deve vederlo dal suo punto di vista, insomma, non è che possiamo dare un giudizio assoluto che vale per tutti. Assessore Zilli, due elementi. Il primo, la mancata risposta del territorio nel momento dell'aumento di capitale che poi ha portato insomma, Sparcasse a entrare con più liquidità e a salire anche con le quote. E due, il fatto appunto che i soggetti istituzionali di fatto hanno guardato anche i conti, hanno comprato a meno e hanno venduto di più. Sì, credo che la lettura che ha dato il professor Miani sia corretta da questo punto di vista e dimostri con chiarezza qual è la verità dei fatti per come si sono succeduti. In un aumento di capitale dove i soggetti che in qualche modo erano stati allertati, attenzionati, poi non hanno scelto di proseguire quel percorso, la Friulia c'era, cioè noi all'aumento di capitale abbiamo partecipato convinti che Civibank fosse sia e sarà ancora un partner bancario fondamentale per lo sviluppo di questo territorio, convinti proprio del valore che hanno le banche del territorio per una economia che è quella propria di una regione piccola, che è multiforme, che non ha grandissimi gruppi industriali, se non pochi che si contano sulle dita di una mano, e che quindi ha bisogno di una risposta anche a livello di sportelli e di seguire gli imprenditori di un certo tipo, molto più fidelizzato, molto più vicino. Poi, vede, ci sono degli aspetti che sicuramente riguardano anche i profili di eventuale responsabilità finanziaria nel momento in cui si decide di acquistare o vendere delle azioni, e quelle azioni derivano da un finanziamento pubblico, per cui noi abbiamo un controllo molto più stringente sulle nostre operatività, al netto del fatto che Friulia è una SpA, ma è sempre pubblica ed è la finanziaria della Regione. Io credo che al di là di queste valutazioni ci sia la necessità e la forza da parte di questa proposta di strutturarsi ancora di più sul territorio, e credo che l'adesione all'OPA, che ha appunto sfondato il 50%, ne sia una dimostrazione effettiva e concreta. Noi, ripeto, senza entrare direttamente, se non perché ci è stato chiesto di dare dei commenti anche per cercare di rimettere un po' in equilibrio le dichiarazioni di alcuni sulla posizione della Regione, perché guardi, mi sono sentita dire che ufficialmente io e il Presidente Fedriga non abbiamo interesse a 40 milioni di euro di gettito che ora Civibank versa nelle casse della Regione attraverso le compartecipazioni, e che non verserebbe più qualora Sparcasse diventasse appunto il controllore dell'istituto di credito. Una falsità che è veramente è grossolana, devo dire. Mi è dispiaciuto leggere queste cose, perché chi conosce minimamente le regole della finanza
regionale, e chi riveste certi ruoli ha il dovere di conoscerle prima di fare dichiarazioni, sa bene che il gettito che qui viene maturato, che qui viene prodotto, poi viene incassato in termini di compartecipazione dal bilancio della regione. E quindi la nostra prospettiva è quella di dire che questa banca, per come ha sempre ben lavorato con Regione Friuli Venezia Giulia, continuerà ancora di più a lavorare bene con Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto a vantaggio delle nostre aziende e delle nostre famiglie. Di questo siamo sicuri, chiediamo le garanzie occupazionali che sicuramente ci saranno, e il mantenimento e, perché no, il potenziamento degli sportelli sul territorio. Ma le rassicurazioni che ho visto in termini formali rese in queste settimane sugli organi di stampa mi fanno pensare che la fiducia è ben riposta. Scarpa, come mai il territorio non ha saputo rispondere all'epoca dell'aumento di capitale? Non parliamo sicuramente di anni fa, ecco, perché lì il tessuto non è stato in grado, cosa che poi ha portato, insomma, a sparcarsi, a aumentare le proprie quote e da lì poi, insomma, a lanciare anche l'OPA. Io ritengo che un azionista, quando non partecipa a un aumento di capitale in qualsiasi impresa, non solo nella banca, è perché probabilmente non è convinto del piano industriale che era stato presentato. Non penso ci siano altri motivi. E quindi queste sono le vere domande da farsi, cioè, come è stato detto anche all'inizio, alla fine Sparcasse era l'unica opzione che permetteva alla banca di continuare il suo lavoro e forse di continuarlo anche in modo migliore, ma penso che non ci siano tanti giri di parole. Gli azionisti non hanno partecipato perché non erano interessati a quel progetto industriale, e questo non lo dico contro qualcuno, lo dico solo come evidenza di un fatto. A suo parere, professor Zorzi? Certamente bisogna dire che c'era tutto il tempo, no? Quindi l'operazione di trasformazione in SPA e poi l'aumento di capitale, insomma, poteva lasciare intendere un'apertura della banca verso, appunto, posizioni di controllo che potevano essere generate evidentemente da soggetti interni alla regione, oppure anche da, non so, da consorzi, cordate, eccetera. E sono passati i mesi, effettivamente queste operazioni sono andate a buon fine, però evidentemente quella che è stata più lesta di tutti è stata proprio Sparcasse a fiutare forse prima di altri l'opportunità e presentarsi in tempi piuttosto rapidi a presentare questa OPA, cosa che era assolutamente nelle corde potenzialmente anche di altri soggetti, e quindi evidentemente se è andata così è perché c'è stato forse qualche mancato interesse oppure qualche lentezza, diciamo così, possiamo immaginare così, di soggetti che magari potessero riferirsi alla nostra regione, però insomma nulla di così nuovo e nulla di così drammatico rispetto a quello che si vede normalmente in queste operazioni. Siamo quasi in chiusura, concludo con il direttore Calabrò, due questioni, una questa, insomma, di fatto avete colmato voi quella che è stata il mancato appoggio del territorio, insomma, salendo anche con le quote, poi a quel punto, come già avete detto in passato, sentendovi quasi obbligati a lanciare un'OPA. Due, domani è prevista l'assemblea, in prima convocazione, in seconda convocazione 25 maggio, cosa succede domani? Questi due temi. Allora, intanto sì, non posso che confermare quanto è stato detto da chi mi è preceduto. Ricordo solo un passaggio che penso che anche per i telespettatori sia importante da cogliere. L'aumento di capitale del 2021 non è una cosa che si poteva decidere di fare o non fare. Se uno va a leggere il prospetto informativo di quando è stato pubblicato per incitare e favorire l'adesione all'aumento del capitale, c'è scritto che questo aumento del capitale era stato richiesto. La banca doveva farlo perché evidentemente era stato valutato da chi controlla le banche che fosse necessario questo rafforzamento patrimoniale. Come è stato ricordato, coloro che avevano il diritto di opzione non hanno evidentemente cliccato il progetto, primo segnale importante. Secondo segnale, si è dovuto andare a trovare nuovi investitori, fra cui Sparcasse, per realizzare l'operazione. Quindi il CDA avrà dovuto prendere atto di un primo messaggio che arriva molto chiaro. Quando poi il secondo messaggio che arriva è che gli investitori che rappresentano una quota molto importante aderiscono alla proposta Sparcasse, doveva essere un secondo segnale. Il terzo segnale: abbiamo una crescente quota di azionariato storico che dà lo stesso segnale. A questo punto mi chiedo chi rappresenta questo CDA, visto che a poco vengono meno. Per quanto riguarda invece
il 29 aprile, quindi la seconda domanda. Dal punto di vista tecnico è difficile che si possa raggiungere un quorum alto come quello che è previsto in prima convocazione. Noi non abbiamo nessuna fretta, vorrà dire che è probabile che si debba spostare tutto al 25 di maggio e crediamo che anche lì ci sarà un verdetto molto chiaro. C'è l'assemblea di Warren per domani, quella? Siamo tranquilli perché abbiamo avuto un'ottima risposta rappresentata dall'unico dato che oggi possiamo leggere, cioè quanti titolari di warrant hanno aderito, ed è una quota ampiamente superiore a quelli che possono essere i livelli che, sommati a quelli delle quote da noi detenute di warrant, fanno superare il quorum, quindi siamo tranquilli, e anche questa un'altra operazione che andrà a buon fine. Grazie allora al direttore Calabrò, siamo proprio in chiusura, grazie anche agli altri ospiti, Barbara Zilli, Germano Scarpa e Gianni Zorzi, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, lo ricordiamo ancora una volta, insomma i nostri studi, i nostri microfoni sono sempre a disposizione anche dell'attuale CDA di Civibank, qualora insomma volessero far sentire la loro voce, anche se sappiamo insomma che dal punto di vista della comunicazione, essendo sotto panno, e avevano qualche limite in più. Grazie anche alla regia di Simone Caramaschi. Finisce qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Micra.